messaggio per ringraziare l'assessore allo sport Patrizia Marchesini per il premio e per augurare un 2024 sportivo ricco di soddisfazione a tutti gli atleti di Santa Margherita Ligure. Ciao ciao! Grazie. Anche quest'anno una bella serata in mezzo agli sportivi. Sì, è una serata a cui teniamo particolarmente, di faticosa organizzazione ma di un gran bel risultato e siamo contenti. Abbiamo tanti giovani sammargheritesi che questa sera vengono premiati perché hanno ottenuto vari successi nelle loro attività sportive ed è anche giusto perché i ragazzi che fanno tanto sacrificio durante l'anno è anche doveroso dargli il dovuto riconoscimento a loro e alle associazioni sportive che tanto lavorano per la riuscita dei loro risultati. Ecco, tante società e tanti atleti anche meritevoli. Sì, devo dire che abbiamo anche dei campioni del mondo, quindi abbiamo avuto una premiazione ricca di ragazzi che hanno ottenuto davvero degli ottimi risultati nel mondo dello sport. Vogliamo raccontare in sintesi un po' la sua storia? È tutto nato con la passione, ovviamente, come tanti giovani un tempo, la passione per i motori eccetera, e ho cominciato a correre nel settore fuoristrada e preparandomi le moto in prima persona. Poi andando avanti mi sono ritrovato pian piano a avere competenze sempre più avanzate finché mi sono ritrovato nel motomondiale. Abbiamo fondato qui a Santa Margherita il team LCR, che praticamente è uno dei 4 team indipendenti nella MotoGP. All'epoca eravamo in 3, adesso siamo in 65, quindi c'è stata un'evoluzione varia. Sono in pensione da qualche anno, però continuo a lavorare e mi interesso adesso del settore dei veicoli elettrici. Appunto c'è un campionato mondiale di veicoli elettrici dove praticamente si utilizzano le nuove tecnologie e si cercano di sviluppare tecnologie per il futuro. Questo è stato questo risultato in Spagna? In Spagna ho seguito il team Telefonica, che era un progetto per i giovani che serviva appunto ad aiutare i giovani che non avevano risorse, e in 4 anni abbiamo portato dei ragazzini addirittura a vincere un campionato del mondo della 125 con il pilota Daniel Pedrosa, che oggi è collaudatore della KTM MotoGP. Ecco, qua a Santa dove vi allenate, dove avete una sede? Allora, il team è nato qui a Santa Margherita, poi si è spostato a Reggio Emilia, in una zona più consona per quello che riguarda i motori, e poi successivamente anche a San Marino. Ormai gli allenamenti sono fatti in giro per il mondo, nelle varie piste, e quindi Santa Margherita è un po' stretta per queste cose. Oltretutto non c'è proprio una tradizione motoristica, se non forse il circuito del Tiguglio di una volta, che adesso è stato replicato in questi ultimi 2 anni come rievocazione storica, che ha portato qui a Santa Margherita tantissimi veicoli d'epoca con tutti gli appassionati raccoglitori di tutta Italia e anche del resto dell'Europa, eccetera. Con l'Unione Sovietica che fa l'attacco della Gran Bretagna, Giuseppe Carmine, ultimi 250 metri li distaccano dalla gloria immensa di una vittoria olimpica. Giuseppe Carmine a Bagnale in testa, si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est, all'interno, che sta attaccando proprio in questo momento un finale incredibile della Germania dell'Est, mentre Giuseppe e Carmine hanno patito un momento di blackout. Ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rimanendo fortissimo. Reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est e vincere davanti addirittura alla Gran Bretagna, che è solamente terza. È stato anche motivo di emozionarti per quel bellissimo filmato che ha fatto il giro del mondo questa sera. Sì, è chiaro, le immagini della finale di Seul
è super inflazionata e quindi anche per me è sempre un piacere poterla rivedere, anche perché, ripeto, ripercorre momenti sicuramente belli, felici e soprattutto vincenti, quindi ogni volta è un tuffo al cuore. Ecco, adesso lei questo impegno in federazione, com'è l'Italia da quel punto di vista? Ma l'impegno in federazione oramai dura da quasi 12 anni, questo per me è il mio terzo mandato, si concluderà a fine di questo anno, speriamo con la conclusione dei Giochi Olimpici, naturalmente speriamo ancora di vedere un'Italia remiera come dire, combattiva e magari portare a casa qualche medaglia. Chi sono gli Abbagnale di oggi? Ma stiamo lavorando per fare in modo che ci possa essere qualche atleta che vinca nel tempo, perché abbiamo avuto gli atleti che hanno vinto diverse competizioni anche importanti, ma però magari non sono durati nel tempo. Chiaro, oggi diciamo, per essere riconosciuti c'è bisogno di una durata nel tempo un po' più marcata. Speriamo che con i Giochi di Parigi non solo ci siamo portati, ci siamo, come dire, lasciati indietro un periodo brutto che è stato il periodo della pandemia. Saranno sicuramente dei giochi belli, importanti, di una visibilità incredibile, speriamo come Italia di ben figurare naturalmente. Abbiamo capito in questa bella serata di sport a Santa che lei, insomma, da giovane gli è capitato di essere a Santa Margherita Ligure. Sì, sono passato da qui un po' di anni fa, esattamente tra il 86, 85 e 86, e in occasione di una nostra premiazione siamo rimasti qui qualche giorno e ne abbiamo approfittato per fare qualche uscita in barca qui a Santa Margherita. Ecco, ci salutiamo con un augurio a tutti i giovani che fanno canottaggio. Assolutamente sì, qui ci sono sicuramente già dei giovani validi che hanno già vinto un po' di cose importanti e naturalmente spero e mi auguro di vederni di più e naturalmente ritrovarli magari indossando una maglia azzurra. L'importanza di aver realizzato questa associazione qui nel nostro territorio? È una importanza per me personalmente è molto importante perché vorrei radunare un po' i nostri connazionali per avere un punto di riferimento. Questo punto mancava sempre e quindi adesso io spero che la gente sa dove rivolgersi, perché io comunque do una mano a tutti, sono disponibile sempre e avendo un'associazione, una cosa ufficiale mi sembra una cosa bella. Noi per tutti, non siamo solo per i moldavi, noi siamo per tutti i parlanti lingua romena, noi siamo per tutti quelli che hanno bisogno di parlare, magari non essere capiti in italiano, facciamo la traduzione, insegniamo ai bambini la nostra lingua e diamo tanto altro supporto alle nostre donne, ai nostri bambini e anche ai nostri uomini. Quanti sono i cittadini moldavi che abitano nel nostro territorio più o meno? Nel nostro territorio, se andiamo a vedere su Istat, ci sono pochissimi rispetto a quella che conosco io, perché vi spiego. Se io sono cittadina italiana non risulto più come moldava,
se un cittadino moldavo è arrivato con passaporto rumeno non risulta come moldavo, e se sono quelli che arrivano con passaporto biometrico che si fermano solo per 3 mesi, anche quelli non risultano da nessuna parte, quindi siamo molto di più rispetto a quelli 100 magari per Chiavari o 1000 in Liguria, siamo molti di più. Infatti io vorrei in qualche modo sapere il numero, perché il primo mio obiettivo, ma una richiesta così che già ho mandato delle mail, vorrei tanto riuscire ad aprire una linea aerea Genova-Chisinau. Questa per me sarebbe ideale perché è molto più vicina, non ci stanchiamo e so che tanti miei amici italiani desiderano conoscere la Moldova e io finché posso, se arrivo alla via giusta, spero di riuscirci. E da quanti anni è in Italia? Io sono 24 anni che sono in Italia e in Chiavari sono 17 anni. Quali sono le difficoltà che si incontrano quando si entra in una realtà diversa da quella del proprio paese? Le difficoltà sono tantissime. Adesso potrei dire che io mi sento come a casa perché dopo tanti anni, infatti io vado in Moldavia, sono a casa, arrivo a Chiavari, sono a casa. Però ci sono stati degli anni di difficoltà grazie al popolo italiano veramente che è stato molto accogliente e disponibile ad aiutarci. Infatti se siamo arrivati dove siamo arrivati proprio perché il popolo italiano ci ha aiutato in tutto e ci ha spiegato bene le cose. Noi arrivavamo da un'altra realtà, noi arrivavamo da un'ex Unione Sovietica, noi avevamo delle concetti magari molto diverse di qua. Adesso sì, adesso si sta bene, stiamo bene, io ho un sacco di amici italiani, tengo la mia comunità bella stretta e lavorare insieme mi sembra una cosa bella. Quali sono le principali risposte che intendete dare con la vostra associazione ai cittadini moldavi che si trovino a vivere nel Tigullio? Il nostro scopo di avere questa associazione per primis di aiutare anche con delle semplici domande: dove vado, cosa faccio, e essere di supporto nei momenti brutti della vita, perché ce ne sono e non voglio nominare adesso, ma veramente ce ne sono. E anche fare delle feste così, perché trovarsi in delle feste così, vedere la gente tanto commossa che ballano, che per me, guarda, è una cosa veramente dal cuore, l'ho fatto con tanto cuore e le mie donne che si sono impegnate hanno messo il cuore in questo. E fate conto che loro lavorano, tutto questo hanno fatto nelle loro ore libere e quindi una fatica, ma soddisfazione tanta. Qual è la realtà degli abitanti della Repubblica di Moldova in Italia? Quanto è diffuso, quanti sono presenti? Ma guarda, il numero degli abitanti ufficioso è di circa 180-200 mila, però consideriamo che molti moldavi hanno il passaporto rumeno, quindi si presume che siano quasi il doppio del numero ufficioso. L'integrazione è stata perfetta, anche perché il ruolo che hanno assunto, specie le nostre donne, si sono ben integrate, hanno cercato di ricostruire nell'ambiente familiare di accoglienza quello che hanno lasciato. Non ci hanno mai dato problemi, dai report delle prefetture non abbiamo lamentele, quindi è una popolazione che lavora. Realtà associative come quella inaugurata oggi quanto favoriscono l'integrazione? Beh, indubbiamente è uno strumento importante perché un conto è andare al pascolo libero, un conto è avere dei riferimenti. Secondo me bisognerebbe cercare, ma questo è un mio pensiero,
cercare di fare un coordinamento delle associazioni, perché ne sono tante, perché man mano che si sono, diciamo, accasate nei territori, col tempo si sono fatte le associazioni. Messe insieme sono una forza, separate rimangono delle belle cose ma non producono l'effetto che dovrebbe, però sicuramente è una strada giusta questa. Una bella festa di benvenuto, qual è il motivo di questa visita in Italia? È un motivo eccellente per la visita provinciale. Il motivo per cui sono venuto qui in Liguria innanzitutto è un motivo eccellente perché sono venuto qui in occasione dell'apertura e dell'inaugurazione di questa associazione culturale, un'associazione di moldavi che si chiama Florea Soarelui, e noi come ambasciata promuoviamo appunto che tutti i moldavi si uniscano a questa associație e che siano uniti. La realtà moldava qua in Liguria è molto vivace, abbiamo visto anche molto numerosa. Așa, oficial am vorbit de 6.000 de cetățeni moldoveni care ar fi în Liguria. La comunità di cittadini moldavi qui in Liguria ammonta a circa 6.000 cittadini ufficialmente presenti, però lo scopo della mia visita non è solamente l'inaugurazione di questa associazione culturale, bensì anche di stringere i rapporti con le autorità locali, con le autorità ligure, e in occasione di questa mia visita qui voglio iniziare ad organizzare anche una missione imprenditoriale, quindi di imprenditori italiani che vadano nella Repubblica di Moldova. Vreau ca această misiune să fie susținută de autoritățile locale și, bineînțeles, de ambasadă. Qual è la situazione in Moldavia? Come si sta vivendo la situazione di tensione che si è sviluppata in Ucraina? Noi spunem foarte deschis, situația este foarte complicată. Știți că războiul de Ucraina, care este un război injust, pe care l-a declanșat Rusia, a creat o situație de securitate teribilă. Allora, la guerra iniziata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina ha creato una situazione di destabilizzazione terribile nella regione e potrei dire che dopo l'Ucraina la Repubblica di Moldova è il paese più colpito da questa guerra. Anzi, dirò di più, nella Repubblica di Moldova al momento c'è una guerra, è una guerra ibrida, quindi si tratta di azioni di destabilizzazione tramite certe dichiarazioni che la Federazione Russa sta attuando e sta facendo. Però ciò che voglio sottolineare è che noi tendiamo a mantenere la stabilità nel nostro paese perché abbiamo iniziato un percorso molto chiaro, che è il percorso dell'integrazione europea, e quindi stiamo attuando tutte le riforme necessarie per integrarci, e in questo caso l'aiuto dei nostri paesi partner, dei nostri paesi occidentali, è un aiuto fondamentale su cui tanto contiamo. Și devenim partea Uniunii Europene într-un termen cât mai scurt. Dar bineînțeles că e necesară solidaritatea tuturor țărilor democratice pentru a învinge în acest război. Acesta nu este doar un război de cucerire pe care Rusia l-a declanșat, dar este, bineînțeles, un război al valorilor. Anche per questo momenti come quello di oggi, di fratellanza, di vicinanza e di amicizia nel segno della pace sono importanti. Esattamente, momenti come questo sono momenti di integrazione. Voglio dire che i nostri cittadini moldavi in Italia sono numerosi e sono molto ben integrati, e questo è dovuto non solo alla vicinanza culturale, essendo entrambi i popoli hanno la stessa matrice latina, ma anche grazie alle politiche sociali attuate dal governo italiano, che sono delle politiche che favoriscono l'integrazione di altri cittadini provenienti da altri paesi.